Ben ritrovati con l'informazione di TG Verona Economia. Vediamo quindi le notizie di oggi. Confartigianato Veneto sono 94.666 le imprese femminili, quelle artigiane trainano la crescita. Nel settore artigiano le donne rappresentano il 17% delle imprese, parità di genere e leadership femminile al centro delle strategie associative. Un quadro dell'imprenditoria femminile in Veneto. Le donne stanno consolidando sempre più la loro presenza nel settore imprenditoriale. A fine 2024 appunto erano quasi 95.000 le imprese femminili, pari al 20,6% del totale delle aziende venete, un dato leggermente inferiore alla media nazionale del 22,2%. A Verona le aziende in rosa sono 18.894. E proseguiamo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che lancia il bando regionale per l'imprenditoria femminile, stanziati 3 milioni di euro. L'assessore Marcato annuncia il finanziamento e dice: le donne che lavorano e fanno impresa sono l'orgoglio del Veneto. Ma sentiamo le sue dichiarazioni. Si ripete appunto il bando dedicato all'imprenditoria femminile, un aiuto concreto alle imprese rosa del Veneto. Sì, questo è il nostro 8 marzo, evidentemente. Sì, è importante la comunicazione, è importante tutto, è importante mantenere l'attenzione, però credo che se vogliamo davvero dare una mano alle nostre imprenditrici sia giusto dare una mano concreta. E questo bando ha esattamente questo obiettivo, sono 3 milioni di euro, dove noi daremo un aiuto a fondo perduto. Ricordo che fino ad oggi, con i bandi che abbiamo fatto a favore delle donne imprenditrici, siamo riusciti a sprigionare investimenti per 72,5 milioni di euro. Insomma, una cifra assolutamente considerevole, che dà una mano, una spinta alle donne che vogliono fare impresa. La novità di questo bando è che una parte del bando è dedicato anche alle professioniste, e quindi non solo l'imprenditrice in quanto tale, ma anche le professioniste. Questo perché volevamo intercettare tutte le donne che vogliono fare imprese in Veneto. Le imprese in Veneto rosa, appunto, quante sono? Sono ancora troppo poche? No, allora, sono grosso modo il 20% del totale, 20,8% all'ultimo dato che abbiamo utile. Sono ancora troppo poche, e quindi è il motivo per cui abbiamo voluto da anni ormai dare aiuti concreti alle donne. È comunque una parte dell'economia importante, però è del tutto evidente che oggi le donne fanno più fatica degli uomini a fare impresa, a lavorare. Gli stipendi sono diversi e lo sappiamo, e quindi è giusto che un'istituzione come la Regione si occupi e si preoccupi di loro. Come stiamo parlando di imprese, se volete una battuta veloce, insomma, questi dazi di Trump che spaventano anche il Veneto. Assolutamente sì, Trump è buono se fa smettere la guerra, non è buono se applica i dazi. Soprattutto in un momento come questo, dove abbiamo a pochi metri da qui una guerra, abbiamo avuto il Covid, abbiamo un rincaro del costo dell'energia drammatico. Ci mancano solo i dazi, quindi io non sono trumpiano, io sono perché le cose funzionino. Ripeto, se fa smettere la guerra, viva Trump; se metti i dazi, abbasso Trump. E proseguiamo con la BCC Veneta, che celebra il mese della donna con varie iniziative su salute, cultura e sostegno economico. Attraverso un mese D, la banca di credito cooperativo, presieduta da Flavio Piva, promuove la parità di genere con eventi e agevolazioni per le donne. Trovate il programma delle iniziative in questo articolo su veronaeconomia.it. E chiudiamo con la First CISL Verona. Sega Binazzi, riconfermata segretaria al congresso di Pescantina, il terzo congresso della appunto First CISL di Verona. Ha confermato Elisa Segabinazzi alla guida della segreteria, affrontando temi come trasformazione digitale e centralità della persona nel lavoro. E con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Verona Economia e con il TG Daily. Vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.